Il legame tra Italia e Ucraina, scaturito da uno dei disastri nucleari più importanti della storia recente, è diventato ancora più forte. Durante la commemorazione delle vittime dell'esplosione di uno dei 4 reattori in funzione alla centrale nucleare di Chernobyl, il 26 aprile scorso, è stata scoperta una targa che ricorda un sacerdote diocesano, Don Michele Costa. Avete ricordato Don Michele Costa? Ми вже про священника Дона Мікеле Коста. Che è stato il primo organizzatore dei viaggi dei vostri bambini in Italia. Fu proprio nelle settimane immediatamente successive all'esplosione che Don Michele, con un gruppo di volontari, si recò personalmente nel paese dilaniato da questo evento, a 100 km da Kiev. L'attenzione fu rivolta in particolar modo ai più piccoli, i bambini, vittime inconsapevoli di quanto stava accadendo loro. Cercando di alleviare le conseguenze della radioattività, Don Michele avviò quella che ormai è una pratica consolidata: offrire ad un gruppo di bambini e ragazzi un periodo di soggiorno al mare accolti in famiglie del Tigullio, un progetto con una duplice valenza sociale e sanitaria. Tra le lapidi del mausoleo che commemora le vittime di Chernobyl, una ricorda il sacerdote italiano della diocesi di Chiavari, primo organizzatore della riabilitazione dei bambini ucraini colpiti dalla catastrofe nucleare, con gratitudine da parte delle vittime di Chernobyl nella regione di Poltava. La cerimonia si è svolta nei giorni in cui la comunità ucraina celebrava la Pasqua. A rappresentare quel primo gruppo di famiglie accoglienti 3 coppie del territorio, tra cui Bruno Canepa, attuale presidente dell'associazione Baia delle Favole, che ancora oggi promuove questa iniziativa. Con la nostra organizzazione noi continuiamo questa attività con i vostri bambini. Dobbiamo dire grazie alle famiglie italiane che continuano a dare la loro disponibilità all'accoglienza.